Da consigliere regionale di Venezia, che ha lavorato anche all'interno di questi siti produttivi, dico che ci vuole un cambio di passo, un cambio di marcia. La politica non può intervenire solo per fare il plauso quando la magistratura accerta irregolarità. L'indagine della Guardia di Finanza, che in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro ha portato all'individuazione di circa 2000 lavoratori dei cantieri navali con paghe irregolari, a volte al limite della fame e privati dei più elementari diritti previsti dai contratti collettivi, ha alzato il velo sul sistema di sfruttamento della manodopera, soprattutto bengalese, dell'Europa dell'Est a Venezia. Una situazione che, secondo il Partito Democratico Veneto, deve rimanere all'attenzione delle istituzioni. Vorremmo che si accendessero di più i riflettori su questi temi. Brugnaro e Zaia non possono far finta che quello che accade nei loro territori siano vicende che devono essere risolte solo con l'intervento della magistratura. C'è anche un tema di intervento politico che necessita una vigilanza sicuramente superiore a quella che c'è stata adesso. Assieme ad Andrea Zanoni, Jonathan Montanariello ha sottoscritto un'interrogazione della consigliera regionale Dem Vanessa Camani, nella quale si ricorda come l'esposto presentato dai sindacati nel 2018, sulla base del quale sembra aver preso avvio l'indagine della finanza, fosse stato inviato per conoscenza anche al presidente della regione e al sindaco di Venezia, senza che da questi arrivasse alcun riscontro. Molto invece, dice Montanariello, può essere fatto dalle istituzioni. Il tema parte dall'incremento degli organici degli SPISAL, ad esempio, che è una competenza tutta in capo alla Regione Veneto, fino al fatto di interrogarsi cosa avviene in questi importanti plessi produttivi dove sempre più spesso, non è un segreto, che ditte da tutte le parti del mondo vengono per lavorare in appalti sempre più a ribasso e parcellizzati.